Hanno inviato tutto alla Corte Costituzionale. Il primo round va ai centri commerciali. Il TAR del Veneto conferma la sospensiva alla legge regionale che limita il numero delle aperture e rinvia gli atti alla Corte Costituzionale. Dunque, per ora, scatta il semaforo verde alle liberalizzazioni degli orari volute dal governo. Si è scatenato il caos, quindi attività aperte, attività chiuse, e non si sapeva più che norma applicare. Quindi questa situazione di caos si andrà avanti fin tanto che ovviamente la Corte Costituzionale non si esprimerà in materia. La Confcommercio continua la sua battaglia per regolamentare e per equilibrare la piccola e la grande distribuzione. Il Comune di Vicenza combatte la stessa lotta. Sì, perché se la capacità di spesa delle famiglie non cambia e la torta è sempre la stessa, con le liberalizzazioni i centri commerciali potranno corteggiare i clienti delle botteghe del centro storico che la domenica non hanno la capacità di restare aperte. I centri storici ovviamente subiscono la concorrenza esterna dei grandi centri, quindi per noi possono sicuramente avere dei problemi. Noi sappiamo che oggi nei quartieri vivono molti anziani, molte persone che hanno poche possibilità di spostamento ed è importante garantire negozi di vicinato, è importante garantire che i centri storici restino vivi, perché in Italia quello che conta, quello che fa la ricchezza anche per il turismo sono i centri storici. L'ordinanza del TAR sospende la legge regionale che limita le aperture fino a quando non si pronuncerà la Corte Costituzionale, dunque tempi indefiniti, ma l'impressione è che la guerra sia appena iniziata. Penso proprio di sì.